abbiamo anche parlato, ma diciamo non come colloquio singolo, come gruppo che colloquiava con Finocchiaro Labrighi. Il professore Mirto adesso ci parlerà di questo problema importantissimo del ponte sullo stretto e di questa proposta di referendum. Dunque, il problema del ponte ha risvolti pratici che sono la distruzione di Messina o la trasformazione di Messina in un ramo secco. Forse è la prima volta nella storia in cui si spendono grandi somme per aumentare la disoccupazione di un paese. Ma forse più importanti dei motivi pratici sono i motivi ideali. Nessuno, nemmeno il governo italiano, possono trasformare lo status geografico della Sicilia senza consultare i siciliani. In questo modo la Sicilia, dallo status di isola, passerebbe allo stato di squallida appendice della disastrata Calabria. Può darsi che il governo italiano riesca a fare tutto senza consultare i siciliani, però è un'ennesima mascalzonata, è una mascalzonata delle più grandi fatte da 150 anni. Professore, lei è testimone personale dei fatti della Sicilia dal tempo del movimento indipendentista, parlavamo poco fa di Finocchiaro Labrighi, fino ai fatti di oggi, quindi è, diciamo, un personaggio che ci può dare un'immagine di questa Sicilia in un'evoluzione di 50 anni di infrastrutture, di cose costruite e non costruite. Il suo pensiero per noi è importantissimo, quindi questo del ponte inserito nel resto del problema strutture della Sicilia è diciamo, organico a quello che vuole fare l'Italia della Sicilia per i prossimi anni. Ma all'Italia della Sicilia non interessa niente, interessa solo quello che può ricavare. Quando debbono spendere una somma enorme per il ponte, non si dice che è per mettere in movimento l'economia del nord, si imbrogliano i siciliani che è per mettere in movimento l'economia della Sicilia. E allora una situazione in cui la Sicilia cade a pezzi, invece di riparare le cose essenziali, le cose necessarie, si punta al ponte. Un ponte coprirebbe, che so io, 3 chilometri, e allora tutto questo sforzo per facilitare l'attraversamento di 3 chilometri, poi che ci siano migliaia di chilometri prima dello stretto e dopo lo stretto, dove le cose vanno malissimo, al governo italiano non interessa niente. Si dice che il ponte non costerà, o ponte non costerà niente agli italiani, ma ai siciliani sì, perché gli azionisti giustamente investono per avere soldi, e per guadagnare, non per perdere, e quindi i siciliani dovranno poi pagare, diciamo, in comode rate, come si suole dire, la situazione del ponte. Il ponte comunque è un vulnus fatto alla dignità della Sicilia. Gli italiani possono farlo perché hanno la forza, se vogliono, ma si ricordino che queste cose prima o poi si pagano. Grazie, professore.